Conoscete questa zona? Sicuramente sì. Qua mi trovo in via Cusignacco. Questo è l'ingresso, in questo caso è l'uscita delle macchine, di un famoso centro commerciale. Anch'io ho rischiato qua, per quello ho voluto fare questo piccolo video. Eccolo il primo, vai alla grande. Mi piace, così mi piace. Bisognerebbe tirare fuori una soluzione in questa strada perché insomma è molto rischioso. Un altro, vai avanti. Pensate che io sono rimasto solamente mezz'ora. Non oso pensare quanti lo fanno nell'arco della giornata. Che poi molti cosa fanno? Vanno più avanti, usufruiscono dei parcheggi delle aziende per fare inversione e tornare indietro. Altra macchina che fa inversione a U. Questo qua vorrebbe girare, però non gira, lo vedremo fra un po' ripassare. Come tanti anche lui è andato in qualche azienda, in qualche parcheggio di qualche azienda a fare e ha fatto un'inversione a U. Nella mezz'ora che sono rimasto lì, quasi 2 incidenti potevano succedere. Altra macchina che fa inversione a U. E guardate chi passa. Il signore con la Y. Bravo, così mi piace. Vediamo se parte. Dai, 3, 2, 1, vai. Ok. Qua altra macchina. Adesso vi faccio vedere dove va a fare inversione a U. Scusate il montante. Eccolo, lo vedete bene. Lui fa inversione a U qua. Qui hanno messo anche dei paletti per ovviare a queste cose. È che veramente la gente è incosciente. È veramente incosciente. Eccolo qua. Ciao. Ciao. Qua questi invece sono un po' titubanti, vado, non vado, faccio, non faccio, e poi alla fine, pur di risparmiare 1 chilometro, avanti, avanti, via, bravi! Così mi piace, queste persone qua mi piacciono.